benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Il Papa a Lampedusa, il grido contro le morti in mare nel giorno dell'Independence Day americano. Leone XIV sceglie l'isola simbolo delle migrazioni. Le morti in mare non sono una casualità, ma frutto di scelte. Una visita lampo tra preghiera, memoria e un forte appello alla responsabilità. Rivolta nel carcere di Enna, istituto devastato, 8 arrestati, 120 detenuti mettono a ferro e fuoco il vecchio padiglione dopo il blackout delle linee telefoniche, organico ridotto al minimo e massiccio intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione sotto controllo. Immensamente Giulia. A Messina l'ultimo saluto alla quindicenne travolta e uccisa da un ragazzo che impennava con la moto. Cattedrale gremita, lutto cittadino. Gli amici la ricordano con rose bianche, una maglietta e il titolo di una canzone, Sei immensamente Giulia. Anche la Sicilia festeggia l'America con l'omaggio all'ambasciatore USA che torna nella terra delle sue origini, Cefalù. Si celebra il 4 luglio e si rilancia il legame tra Stati Uniti e Italia. I migliori amici possono litigare, ma i rapporti restano eccellenti. Saldi al via, una partenza senza boom per gli sconti estivi in Sicilia. Pesano e-commerce e promozioni continue. Per i negozianti resta però un'occasione decisiva per rilanciare una stagione difficile. Per aiutare i nostri cani a vivere meglio il rapporto con noi e con l'ambiente c'è il Dog Trainer. Incontro a Catania con Tommaso Castellano, star dei social e della TV in Cani da Incubo. Calcio, il nuovo Catania prende forma tra idee chiare e obiettivi di mercato. Varrà e Longo subito al lavoro. Nel mirino anche Scognamiglio e Capomaggio, ma le trattative si annunciano tutt'altro che semplici. Bentrovati, in apertura dunque torniamo a Lampedusa per la visita lampo di Papa Leone, con una Lampedusa e una visita carica di gesti e segni. La visita ad alcuni luoghi simbolo dell'isola e poi il forte richiamo alla responsabilità. Sentiamo tutti i dettagli dalla nostra inviata Adelaide Barbagallo. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Una visita lampo, quella di Papa Leone a Lampedusa, ma dall'alto valore simbolico e dai forti richiami a partire dalla data scelta. Il 4 luglio, giorno in cui in America si festeggia l'Independence Day. Ma il Papa americano ha scelto di far sentire la sua vicinanza a questo lembo di terra, prodo di migranti, ma anche di vittime di naufragi. Come il piccolo Yusuf, un bimbo di appena 6 mesi della Nuova Guinea, morto 6 anni fa e seppellito al cimitero di Lampedusa, prima tappa del pontefice arrivato sull'isola. Fiori sulle tombe e poi l'attraversamento della porta d'Europa che conduce idealmente dall'Africa al vecchio continente. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto. In dono ha ricevuto un faro, segno di speranza, e anche la letterina di un bimbo di 10 anni sbarcato appena nato sull'isola. Piangeva di rotto, racconta, perché aveva perso la sua mamma, ha smesso quando qualcuno gli ha donato un pallone di carta. Al Molo Favarolo la benedizione della targa intitolata a Papa Francesco, al campo sportivo la messa, accolto da 4.000 fedeli, forti le parole di Leone XIV. Le morti in mare non sono una casualità, ma frutto di scelte. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano. E poi il forte richiamo alla responsabilità. Nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione e lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace. Quindi l'invito a costruire una civiltà dell'amore. La visita a lampo del pontefice si è conclusa con l'ultimo saluto alle autorità. Ad ascoltare il Papa c'era anche Claudio Baglioni che a Lampedusa, si sa, è di casa. Beh sì, le parole sono state molto importanti, un abbraccio 13 anni dopo la visita di un altro grande Papa che è stato Francesco,
È bello questo discorso sulla prossimità, sul fatto che queste siano terre verso le quali si tende, ma dalle quali anche si deve partire molte volte. Quindi questo concetto del viaggio che non è mai agevole per nessuno. E poi il saluto finale, ricordando anche un po' quali sono le sue attività qui. Io oramai sono qui, faccio parte delle Pelage. Qui l'anno scorso abbiamo fatto la prima di un tour e poi io torno quasi sempre. Claudio, una foto, Claudio. E Lampedusa è una terra di accoglienza che vive da anni il dramma dell'emigrazione. Oggi i tempi e le modalità degli sbarchi sono cambiati, ricordiamoli con Giusy Lazzara. È la seconda volta che un pontefice visita Lampedusa. Oggi Papa Leone XIV, nella terra di approdo di migranti e accoglienza. Nel 2013 l'arrivo di Papa Francesco segnò un'altra tappa del pellegrinaggio sulla rotta dei profughi. L'isola in questi anni è diventata simbolo di speranza, è vissuto il dramma di uomini, donne e bambini morti in mare. Solo nel 2025 gli arrivi dal Nord Africa sono stati 40.000, le vittime nel Mediterraneo centrale 1.350. Terra dove vita e morte si intrecciano. E fra le sepolture dei migranti che hanno perso la vita c'è anche quella del piccolo Yusuf, come lo chiamano i residenti, il neonato della Guinea di 6 mesi, morto nel novembre del 2020 in un naufragio che causò 6 vittime. Nel cimitero di Cala Pisana ci sono tante croci realizzate dall'artigiano lampedusano Tuccio, che usa il legno delle barche utilizzate dai migranti per le traversate. Qui tornano ogni anno anche alcuni dei superstiti della tragedia del 3 ottobre del 2013, in cui morirono 368 persone. Sono anni di soccorsi in mare di tanti pescatori, della Guardia Costiera, delle navi e delle organizzazioni non governative. Erano i primi anni 90 e Lampedusa si era abituata a convivere con i migranti appena sbarcati. Donne, uomini e bambini venivano accolti dagli abitanti che li rifucillavano e ospitavano nelle loro case. Oggi i tempi e le modalità degli sbarchi sono cambiati. I migranti arrivano all'alba o di notte, scortati dalle motovedette portati nell'hotspot di Contrada Imbriacola, per poi essere trasferiti a Porto Empedocle. Nessuno li vede più, dicono le associazioni di accoglienza, ma le storie e le vite di tante persone segnano un dramma ancora aperto. Giornata di rivolta nel carcere di Enna con un lungo assedio che si è concluso solo in serata. 8 persone, i promotori della rivolta, sono stati fermati, raggiunti da nuovi mandati d'arresto e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. A occupare il padiglione un centinaio di detenuti che hanno danneggiato telecamere di videosorveglianza e postazioni della polizia penitenziaria. La rivolta era esplosa in diverse sezioni per un guasto alle linee telefoniche causato da un fulmine. Ripristinati i collegamenti, molti reclusi sono rientrati nelle celle, ma una sessantina di loro hanno invece deciso di continuare la protesta. E andiamo a Messina per i funerali di Giulia, compagni di scuola, insegnanti, c'erano centinaia di persone a dare l'ultimo abbraccio a Giulia, la quindicenne travolta e uccisa da un motociclista. La nostra inviata Giusy Lazzara. Una persona solare, gentile, generosa, sempre è stata così, sempre disponibile per ogni cosa. Non c'è niente da dire perché è una cosa assurda. Perché secondo me è contro natura che muoia un figlio. Questo è il punto. A Messina, nella cattedrale gremita d'amici, tanti ragazzi e ragazze, compagni di scuola, genitori, tutti vicini a mamma Tiziana, Papannuccio e Francesco, il fratello di Giulia Scimone, a 15 anni investita e uccisa da una moto che impennava, guidata da un 19enne adesso in carcere a Puntafaro. Lacrime e abbracci tra i ragazzi che indossavano una maglietta con 2 scritte: immensamente Giulia e Giulia vive per sempre. E il parroco di Ganzirri, Antonella Angemi, l'ha ricordata così. In cattedrale anche la presidente dell'Associazione Nazionale Vittime della Strada, Pina Cassanti. E noi non possiamo restare a un livello di parole, noi dobbiamo trasformare le parole in fatti concreti. Tanti ricordi, e c'è chi ha anche voluto donare un cuscino di fiori bianchi. Il sindaco Basile ha indetto il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta, come tutta la comunità, piegata dal dolore per l'ultimo saluto.
Evita con la moto un bambino che all'improvviso aveva attraversato la strada ma perde il controllo del mezzo e finisce contro un muro. È successo l'altro ieri sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte. Ad Agrigento l'uomo, un 46enne, Paolo Ficarra, è morto in tarda mattinata. 2 auto aziendali dell'ASP di Giarre sono state incendiate all'interno dell'area del presidio. Una persona sarebbe stata fermata. Il direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, si è rivolto agli operatori ringraziandoli per il senso del dovere e la professionalità dimostrati. Andiamo a Palermo. Il prefetto ha rafforzato la protezione a Fabrizio Ferrandelli. L'assessore girerà costantemente con la scorta. Il rappresentante della giunta, La Galla, conduce da tempo una politica di contrasto al racket mafioso delle case popolari. Lo ha incontrato Marco Gullà. Un caffè davanti al Tribunale di Palermo, una chiacchierata con alcuni cittadini e poi subito al lavoro. Primo giorno sotto scorta per l'assessore comunale con delega all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. Per lui il prefetto Massimo Mariani da ieri ha disposto la tutela continua. Ferrandelli da tempo ha intrapreso una politica di contrasto agli abusivi delle case popolari, soprattutto nel quartiere Zen. A ottobre scorso l'assessore era stato preso di mira anche con una bomba carta fatta esplodere sotto casa sua. So che la mia battaglia è una battaglia di comunità e non è una battaglia isolata e soprattutto la stiamo affrontando tutti insieme. Ferrandelli è stato minacciato anche sui social. Chi vuole male a Fabrizio Ferrandelli? Chi usava la debolezza di un soggetto che non aveva casa e che aveva bisogno per levargli soldi, 10 e 15 mila euro appartamento o un pizzo mensile di 300 euro, sicuramente ha in Fabrizio Ferrandelli e nell'amministrazione un nemico. Solidarietà a Ferrandelli dalla politica e dai cittadini. Per l'assessore palermitano ci sono stati momenti decisamente delicati. Non sapere di essere solo mi ha aiutato tanto, non soltanto, come dicevo prima, della presenza dello Stato, ma di tanti cittadini. Io vedo per ora il web invaso di messaggi di solidarietà, di sostegno, di supporto, guardo gli occhi dei bambini ogni volta che assegniamo loro una casa che desideravano da anni e questo mi ripaga, mi ritempa e mi fa andare avanti. A Palermo un posteggiatore abusivo violento ha aggredito una donna, moglie di un esponente delle forze dell'ordine, perché pretendeva i soldi del parcheggio nell'area del piazzale Ungheria. Al rifiuto della donna, il 22enne originario della Guinea ha iniziato a colpire la vettura con calci e pugni. Nonostante la presenza del marito della donna, il giovane ha continuato a minacciare i passanti in via Amari, brandendo persino una bottiglia e alcune pietre. Il giovane è stato arrestato per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale. Il GIP ha convalidato l'arresto. Oggi l'ambasciatore USA Fertitta ha fatto tappa a Cefalù sulle tracce delle sue origini. La famiglia dell'ambasciatore infatti ha origini proprio siciliane di Cefalù, rapporti eccellenti, ha detto, tra gli Stati Uniti e l'Italia. Gullà. Il giorno dell'indipendenza americana l'ho voluto festeggiare a Cefalù. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta oggi è sbarcato a bordo del suo yacht nella località in provincia di Palermo. La sua famiglia ha origini cefaludiesi e allora quale migliore occasione per tornare nel suo paese e soprattutto ribadire l'amicizia tra gli Stati Uniti e l'Italia, nonostante le ultime schermaglie tra i presidenti Trump e Meloni. Mariti e mogli litigano, i migliori amici litigano, è la vita che tutti conduciamo, ha detto Fertitta. E quando si tratta del presidente e del primo ministro di due grandi nazioni, la cosa fa notizia. I rapporti tra USA e Italia sono eccellenti. Nell'occasione della visita dell'ambasciatore, il sindaco di Cefalù, Daniele Tuminello, ha donato al diplomatico, tra le altre cose, l'atto di nascita di un suo trisavolo, Francesco Fertitta, nato a Cefalù nel 1831. L'ambasciatore, al termine della cerimonia, si è intrattenuto con diversi residenti a Cefalù, alcuni proprio con il cognome Fertitta, in qualche modo legati alla sua famiglia. Ho avuto una vita molto interessante e eccitante e questo è uno dei giorni più incredibili della mia vita, ha detto Fertitta. Sono cresciuto in una famiglia dove si parlava e si ricordava Cefalù e Palermo. Io sono favorevole all'immigrazione, ha detto ancora l'ambasciatore, l'immigrazione che ha reso grandi tutte le aziende, la mia famiglia d'altronde ne è un esempio. Il diplomatico USA ha tenuto però a precisare che quando ci si reca nel paese di qualcun altro si deve imparare la lingua e integrarsi nella società. Il tema è tornato ad affacciarsi nel dibattito proprio nel giorno in cui Papa Leone, nella visita a Lampedusa, ha sottolineato che l'America è stata plasmata sui migranti in un messaggio che
tutti gli osservatori hanno ritenuto fosse indirizzato direttamente all'inquilino della Casa Bianca. Torna il grande caldo anche in Sicilia e domani Palermo sarà da bollino arancione. La Protezione Civile regionale per questo ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore appunto di colore giallo, di preallerta. Al via i saldi estivi in Sicilia, nessuna corsa all'acquisto però, prevista una spesa media di 170 euro a famiglia e una boccata d'ossigeno soprattutto per i negozi di prossimità. Luca Ciliberti. Non c'è stata una partenza sprint come accade ormai da anni in Sicilia. La caccia all'affare dei saldi estivi partiti oggi e che si protrarranno fino al 15 settembre deve fare sempre i conti con l'e-commerce e con le promozioni ai clienti fidelizzati che arrivano ormai tutto l'anno. Al momento non si vede nulla, gente non ce n'è, forse c'è troppa crisi, il negozio è vuoto. E ormai ci sono sempre promozioni tutto l'anno, festa di compleanno, i negozianti mandano sconti sempre, i grossi gruppi fanno sempre promozioni, non si attende tutto questo grande afflusso. Sicuramente ci saranno delle occasioni da non perdere, per cui sì, faremo qualche compere. In base alle stime elaborate sui dati nazionali di Confcommercio e tenendo conto del diverso potere d'acquisto delle famiglie siciliane, nell'isola si prevede una spesa media di circa 170 euro per famiglia, 75 euro pro capite, per un volume complessivo di acquisti di circa 350 milioni di euro. I saldi non possono diventare un rituale che spegne le luci dei nostri centri storici. Dobbiamo ridare senso, emozione e convenienza al gesto di entrare in un negozio siciliano. Per questo si può proporre il passaporto del commercio locale. Ogni acquisto nei piccoli negozi diventa un credito che si trasforma in cultura, in musei, in parchi archeologici e in mobilità regionale. È un modo per dire ai siciliani: scegliete la vostra terra e la vostra terra vi restituisce valore. I saldi però rappresentano comunque una piccola e importante boccata d'ossigeno per tante imprese che arrivano a questo appuntamento dopo mesi estremamente difficili, soprattutto per i negozianti e le botteghe di prossimità. Cambiamo argomento perché i nostri amici a quattro zampe possono soffrire di disturbi comportamentali che spesso sfociano in paure o aggressività. Per aiutarli a vivere meglio il rapporto con noi e con l'ambiente circostante c'è il dog trainer. A Catania abbiamo conosciuto Tommaso Castellano, star dei social e della TV, con il programma Cani da Incubo. Emanuela Corsi. Nelle nostre case sono veri e propri membri della famiglia, ma la convivenza con i nostri amici a quattro zampe non sempre si rivela semplice. I cani non sono giocattoli o peluche e come tutti gli esseri umani possono nascondere un passato doloroso, fatto di traumi, che spesso sfociano in paure o comportamenti aggressivi e difficoltà di interagire con l'ambiente circostante. L'ho tirata fuori da una situazione per farla vivere meglio e vorrei darle questa opportunità. Cane che abbiamo adottato, qualche trauma l'ha avuto. Per questo nasce la figura del dog trainer. Oggi la figura del dog trainer è più una figura di preparazione, di formazione del proprietario. Lui è Tommaso Castellano, star del programma Cani da Incubo, uno dei volti più divisivi della cinofilia italiana. Al centro della sua filosofia c'è un ritorno alle regole e alla leadership. La principale difficoltà da parte dei proprietari è riuscire a comprendere che quel cucciolo un giorno diventerà un cane adulto e che necessita di regole, disciplina e che ha delle esigenze specifiche. Ha bisogno di correre, giocare, esplorare e delle esigenze dal punto di vista psicologico. Castellano, che sui social vanta più di 1 milione di follower, in 8 anni ha salvato 15.000 cani da abbandoni in canile o cessioni di proprietà. A Catania, il dog trainer più seguito d'Italia ha incontrato diverse famiglie arrivate da tutta la Sicilia con i loro amici a quattro zampe un po' turbolenti. Se avessimo avuto un figlio, che avremmo fatto? L'avremmo abbandonato? Per noi è come una persona di famiglia, quindi mai abbandonare un cane, anche in queste situazioni. Andiamo ad Adrano adesso, in provincia di Catania, dove i festeggiamenti per il santo patrono iniziano con la tradizionale calata dei cantanti, a un mese esatto dalle celebrazioni di agosto. Orazio Longo.
Per gli Adraniti non è una semplice camminata, non è solo la banda musicale che attraversa la città per arrivare nella chiesa di San Niccolò Politi. È un simbolo, è emozione, è un appuntamento tradizionale che non può mancare ai devoti. È l'inizio ufficiale del mese dei festeggiamenti del Santo Patrono. La calata dei cantanti, dalla chiesa di San Filippo alla fine della processione della Madonna di Tutte Grazie, fino alla piazza, alla via Garibaldi, alla chiesetta di San Niccolò. Migliaia di fedeli al seguito col sindaco della città che aspetta in fondo alla via con un mazzo di fiori in mano. Nella chiesetta l'invocazione al santo recitata dalla bambina che il 3 agosto impersonificherà il tradizionale angelo sospeso in piazza Umberto. Silenzio popolo! Salve Nicola! I secoli ti chiamerà beato! Un legame forte quello tra Adrano e San Niccolò Politi, ancora di più quest'anno, spiegano gli adraniti, che ricorre il centenario dell'arrivo della reliquia del Sacro Teschio. Una pausa adesso, tra poco lo sport e il calciomercato. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, partendo appunto dal calciomercato che è proprio nel vivo una mossa del Palermo, perché il Palermo ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Tommaso Cassandro dal Como. Il calciatore classe 2000 si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale con il club rosanero. Difensore centrale impiegabile anche come terzino destro, Cassandro arriva dopo l'ultima stagione disputata in Serie B con la maglia del Catanzaro, dove aveva giocato in prestito appunto dal Como. Per quanto riguarda invece il Catania, il direttore sportivo Varrà e il tecnico Longo sono al lavoro per la costruzione del nuovo Catania. Sul mercato interessano Scognamiglio e Capomaggio. Sentiamo Sergio Colosi. Giovani forti e motivati per un calcio offensivo nel 4-3-3 e in alternativa nel 4-2-3-1. Nasce così il nuovo Catania, targato Emilio Longo e Fortunato Varrà, lontano dai riflettori e dalle dichiarazioni roboanti, ma costruito su programmazione, lavoro e sacrificio. Tra budget diverso e vecchi errori si punta ad un organico rinnovato ma altrettanto ambizioso, certamente più affamato rispetto all'anno scorso. Lo è Longo alla sua prima grande occasione dopo tanta gavetta e l'etichetta di tecnico bravo e preparato. Si lavora alle prossime mosse di mercato. Agli obiettivi già noti se ne sono aggiunti altri 2 di spessore, ma non sarà facile convincere le rispettive società di appartenenza, tutt'altro che disposte a privarsene. Sono il difensore centrale del Benevento Stefano Scognamillo, 32 anni, protagonista anche con la maglia del Catanzaro, e il centrocampista argentino 29enne Galo Capomaggio della Salernitana, già dell'audace Ciarignola. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno di fiamma dopo i tentativi rossazzurri nella scorsa estate, ma il Catania ha respinto l'eccessiva richiesta della contropartita tecnica, Gimenez e Cicerelli. Con una pausa, tra poco le ultime notizie. Ritorniamo in studio, siamo in chiusura, ma prima di salutarvi ancora una notizia, questa volta di spettacolo. Il cinema arriva un nuovo premio per l'opera prima della regista palermitana Margherita Spampinato. Gioia mia, infatti, dopo aver vinto il David di Donatello, premiato come migliore esordio, e anche aver vinto l'attrice protagonista Aurora Quattrocchi, aver vinto il David di Donatello come migliore attrice protagonista, per il film Gioia mia arriva un altro titolo, questa volta dal Film Fest di Monaco. L'opera prima di Margherita Spampinato si è aggiudicato il Cinecandle Award del Film Fest di Monaco. Il festival è in Germania secondo per importanza solo a quello di Berlino, frequentato annualmente da più di 80.000 spettatori, che presenta ogni anno più di 200 pellicole. Un buon successo per la Sicilia, per questa regista emergente. Dunque questa era l'ultima notizia, io vi lascio, grazie per essere stati con noi, da parte mia dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un buon proseguimento di serata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.